Ritorna l'appuntamento con Garage Music Report, il programma di Radio Veneto 1 dedicato alla musica emergente del territorio. Vi proponiamo un estratto dell'intervista e del live realizzata con gli Eight Boss, gruppo alternative dance del Trevigiano, che per Garage Music suoneranno in versione acustica. È stata un'unione di due idee, perché i loro due, il bassista Mattia e Alessandro, facevano dei DJ set e poi praticamente avevamo deciso di provare a unire appunto questa idea elettronica con strumenti diciamo più rock come la chitarra e la batteria. Come gruppo cerchiamo di crearci la nostra personalità, però sempre sperimentando e prendendo comunque da varie cose che ci piacciono. Venendo poi ognuno da comunque cose diverse appunto inizialmente. Sì, diciamo è così, poi comunque ognuno continua con i suoi ascolti, le sue cose, quando ci troviamo a suonare ci troviamo in maniera diciamo libera e creativa, anche se anche questo non è che dica molto. In realtà non vogliamo dire niente a livello di... L'acustico è stata una cosa che ci ha abbastanza aperto la mente anche appunto sulla creazione dei pezzi. È stata un'occasione, un amico aveva uno studio d'artista all'Atelier di Bevilacqua alla Masa a Venezia, e in occasione del Venice Art Night o qualcosa del genere ci ha chiamato, e chiaramente là non potevamo portare gli strumenti e queste cose, quindi abbiamo organizzato una cosa acustica, quello che è una cosa acustica e per noi è stato abbastanza è stato bello, perché poi appunto abbiamo scoperto la cosa delle canzoni magari non piene di suoni, più elettroniche, più minimali, il fatto che era bello scoprire che queste canzoni, malgrado non fossero state scritte magari solo chitarra e voce, e poi suonassero bene riarrangiati in questo modo, anche con la batteria, che per quanto io non abbia un set enorme, ma in ogni caso suonandola solo col tom, insomma la cosa molto più semplice, più cruda, è stato molto bello, insomma. Adesso stiamo facendo appunto delle cose nuove e ci stiamo divertendo appunto a sperimentare. Quando abbiamo qualcosa di nuovo ci piace anche portarlo in giro. Per quanto riguarda Wade, quella che abbiamo appena sentito, vedremo, comunque in futuro, cioè l'idea è quella appunto di fare delle uscite a cadenza, non sappiamo ancora ogni quanto, con dei pezzi nuovi. Tra l'altro ce n'è anche un altro che uscirà a breve, che si chiama Days of the Unicorn, che abbiamo prodotto insieme a Paolo Baldini, il produttore anche degli ultimi dischi dei Tra le ragazze morti. Su internet vedevo che alla voce, alla chitarra, all'elettronica c'era il synth. Il synth sì, che allora è sempre... Tranne per la batteria. È stato, si può dire, scagato un po' ultimamente. Siamo partiti appunto con questa grande euforia per i synth, mettevamo synth ovunque, e poi è una cosa che abbiamo mantenuto, ma in maniera, diciamo, dico io, educata, quindi come un altro strumento, da trattare come un altro strumento, non da mettere a priori. Eravamo un po' dei discoli della composizione una volta. Sì. Il ragionamento, oltre che alla cosa della composizione, del mi piace avere il synth qua, ci faccio questa parte, poi diventa anche... Ci faccio una canzone. La praticità. Anche la praticità, il sapersi organizzare, e quindi sì, sono tutte cose che bene o male incidono poi nella musica che fai, no? E anche il pragmatismo ha contribuito alla composizione.
secondo pezzo inedito che ci avete proposto, ma vorremmo fare un passetto indietro, insomma, parlare dell'album uscito nel 2012, Sì. giusto? Time of the Sign, che notavo, insomma, ha un titolo che riprende all'inverso, diciamo, uno degli album di Prince. Di Prince, sì, che è Sign of the Times. Sì, in realtà quello è praticamente un gioco. A me personalmente Prince è sempre piaciuto e quindi mi piaceva l'idea di giocare un po' con forse il suo disco più bello, almeno per quanto mi riguarda. Più significativo comunque. Però fondamentalmente il titolo nasce da un po' l'insieme dei pezzi che hanno composto il disco. Sono stati scritti in periodi diversi comunque, prima ovviamente del 2012 e abbiamo notato che la cosa dei segni o comunque dei segnali, dei simboli era una cosa che tornava in diversi pezzi che avevamo scritto e quindi poi ci è sembrato naturale trovare un titolo che li racchiudesse un po' tutti. Parliamo di immagini, mi riferisco adesso al nome, invece c'è chi ha notato proprio un'assonanza 8 Boss con una modella. Sì, in realtà gioco di parole questo. è stato un nostro siamo colpevoli di questa cosa, nel senso che il primo logo che abbiamo fatto per il gruppo era appunto un gioco tra le parole 8 Boss e Kate Moss. Nel logo era possibile leggere sia, cioè nella stessa scritta, sia 8 Boss che Kate Moss. Però questa forma di comunicazione alla fine ha funzionato. Ma ha Beh, in qualche funzionato modo la prima sì, serata, questo esatto, release party sì. diciamo del gruppo che c'è stato, abbiamo venduto 80 euro di magliette col logo. Noi fatto da eravamo noi. contentissimi. E noi sì, 80 euro il cioè. primo concerto di magliette, è una cosa abbastanza inusuale, insomma. Per tornare a parlare di musica e anche del genere soprattutto, vedevo i vari gruppi a cui avete fatto comunque anche da spalla, si parla di nomi grossi perché si parla di Bloody Beetroots, Boys Noise e poi anche altri gruppi che però riguardano la scena rock. Sì. Come vi siete trovati meglio? E come risponde il pubblico? Meglio quelli dove è principale l'elettronica o di più quelli dove è principale il rock? Zacca, vai tu. Dai, rispondi. I concerti dove ci sono le band che suonano rispetto ai concerti che ci sono il DJ set che già sul palco è invaso da un super console. Magari Gigante. sì, esatto, 2 CDJ e questi 10 metri quadri di tavolo e tu sei in un angolino perché tra poco c'è il DJ. Sì, è vero, importante. sì. Le feste più grosse che abbiamo fatto era quando comunque c'erano dei DJ set. Beh, ovviamente sì, Però ovviamente trovi la divertimento. differenza nella gente che comunque bene o male un DJ set è lì per Divertirsi, casino, quindi fare di- festa eccetera eccetera, mentre probabilmente quando sono i concerti magari c'è un po' meno gente, non sono davanti al palco a Cioè, più che altro non saltare, stanno perché- saltando, esatto. però magari vedi che stanno apprezzando di più, ti stanno ascoltando in qualche modo, guardano cosa fai. Un'esperienza di 3 anni, diciamo adesso possiamo dirlo 3-4 anni, nella situazione del DJ set, magari sei a contatto con un pubblico più frenetico e magari anche più numeroso, cioè è più facile che magari Sì. tu abbia delle persone sotto il palco, però queste persone non capiscono assolutamente cosa stanno, cioè adesso non Beh, non non fare- si generalizzare così. non Magari non è che non faccio, capiscono, no. però non sono così interessati, non sono lì sono per lì per quello. quello. Nel momento in cui tu vai a vedere un gruppo cioè devi essere attivo, cioè o meglio devi avere un cervello attivo, no? Perché stai comunque recependo qualche cosa. Nel momento in cui vai a un DJ set ti comporti in modo diverso, tu puoi essere lì e non sentire una sola nota della serata. Sì, Nel senso fondamentalmente che- a un DJ set non è che vai a vedere qualche cosa. Esatto, vai lì per Vai- ballare, vai a vedere divertirti con i tuoi dell'altra amici gente, e cioè. nel senso non c'è niente di male poi in realtà. It's alright, but the sport is alright. Oh, come on. Ci stiamo avvicinando a un sound un po' più essenziale, se vogliamo, no? Un po' più quindi fatto di suoni semplici che però funzionano, no? Ma avete un periodo, insomma, state appunto lavorando su pezzi nuovi e pensate che
non so, estate prossima, inverno prossimo, uscirà qualcosa? Allora, Tanto sì, l'idea è quella di farli uscire con una cadenza più o meno regolare, dilattarli nel tempo a differenza di Cioè, come diciamo abbiamo che ci fatto. stiamo- Questa è l'idea, poi adesso dobbiamo Sì, vedere esatto, come cioè, si no. evolve la cosa. Beh, no, intanto no, Time of in questo- Design dove lo trovano? Time of Design lo trovano Ai nostri nei migliori concerti. Ai live. nei concerti. E per chi volesse sapere I migliori dove concerti. vedervi live, Su Facebook, Sì, Troverà- su Facebook o sul troverà sito trovate informazioni. tutte le date. Sì, sempre Time of the aggiornate, Science è quindi- scaricabile da iTunes. Sì, anche. sì. E comunque se ci scrivete. Però se ce lo comprate ai concerti siamo più contenti. Se ci scrivete via posta. Cioè no, vi nel mandiamo senso il perché disco. così ci facciamo anche due chiacchiere. Sì, no? esatto. Perché è sempre bello avere il contatto con chi apprezza quello che fai. I was at the speed of light, the night was brighter than the stars. But now I feel you in the fight, so all around is blurred. L'appuntamento con Garage Music Report è per la prossima settimana e questa puntata in versione integrale la potete trovare anche in video sul sito veneto1.it. L'appuntamento con Garage Music è invece ogni mercoledì alle 18 sui 97 500 di Radio Veneto 1. This time it's made to try to get away. Easy never pride that hurts more than your stupid bunch of lies. Can't see this time it's made to try to get away. I was at the speed of light, and I was brighter than the stars. But now I feel